Anche l'Italia si prepara alla difficile e complicata organizzazione dei vaccini che, secondo fonti di palazzo, potrebbe essere realizzata nella prossima primavera. Vaccinazione di massa è il termine esatto con cui gli esperti hanno definito il modo per combattere e distruggere il Covid-19. Una imponente gestione che dovrebbe interessare tutto il paese utilizzando grandi spazi pubblici, piazze, palestre, spazi aperti, fiere. Il vaccino anti-Covid dell'azienda Pfizer arriverà tra il 23 e il 26 gennaio e le doti andranno ai 300 punti individuati che saranno direttamente gli ospedali. Il programma è stato illustrato dal ministro della Salute Speranza e ai capigruppo della maggioranza in presenza del capo del governo Giuseppe Conte. La distribuzione del vaccino sarà a carico dello Stato, la gestione sarà centralizzata e il vaccino sarà distribuito secondo decisioni mediche e scientifiche. È certamente una delle fasi più difficili che coinvolgerà tutte le categorie interessate a partire prima di tutto dagli anziani, dopo la somministrazione a tutto il personale sanitario e forze dell'ordine, poi la fascia dei 60 anni 70 e via via le altre fasce come lavoratori essenziali, compresa la scuola. Saranno oltre 200 milioni le dosi di vaccino anti-Covid che arriveranno nel primo semestre 2021. Ogni dose, in base alle conoscenze attuali, avrà bisogno di richiamo e non sappiamo ad oggi, ha riferito Speranza, di quanto sia l'immunità. Dalle informazioni assunte si rileva che sarà attuata una rete per monitorare le vaccinazioni ed una sorveglianza immunologica. Non far coincidere la terza ondata eventuale con la campagna vaccinale. Quanto ha riferito il ministro Speranza, l'obiettivo è quello di non partire con l'obbligo nella campagna vaccinale contro il Covid, ma con la persuasione e l'informazione per raggiungere l'immunità di gregge con 40 milioni di italiani.